È incredibile, Eccolo, è eccoci, ecco, guardate, si sta già facendo è il cazzo. incredibile, guardate che scappa. Ci siamo, Benvenuti buongiorno. a Sportissimo Live, caffè come sempre puntualissimi per dire Oddio, buongiorno. Sono quasi le 10, ma comunque. Ma scusate un attimo, ma dimmi. ne avessi beccata una, dico una, solo il Napoli, porca miseria, a momenti. A momenti, l'Udinese quello là che ha messo X. beccava. Madonna benedetta. Mamma mia che culo. Eh. Però ma niente, la palla Aspetta è che uscita. facciamo vedere cosa c'è qua dietro, perché Cosa sennò c'è? Dove siamo? c'è festa, autunno, c'è festa. autunno San Vitese. No, perché non ci ha sì? pagato l'amministrazione comunale. Mannaggia miseria. David, tu stai vedendo se trovi qualcuno? Bravo, bravi. Vabbè. No, cosa dovevamo dire? Allora, prima roba, intanto mettere mi piace, like, eccetera, Sì, eccetera, sul serio? dovunque. Mettete mi piace. Dovunque, Facebook, YouTube, Twitch, TikTok, bravo. E qua su Instagram. Aia, dai che dopo lo infortuni. È cattivo. Lo infortuni. E TikTok. Esatto, e dopo volevamo chiedervi, secondo voi, per la rubrica dei mondiali, perché ormai il campionato oggi finisce di Serie A, quindi dovremmo pur parlare di qualcosa, oltre della vittoria di Nakashima, lo statunitense all'ATP Finals della Next Generation. Madonna. L'Italia di rugby, ragazzi, 28-26 ha battuto per la prima volta l'Australia, anche se era un amichevole, vabbè, non importa. Mamma mia, Test ragazzi. match. Che dicono notizia, che quelli notizia. bravi, ecco. Ma comunque, Bautista campione del mondo della Superbike. là. Bautista. Attenzione, Bautista. così la tocco piano, Bautista. la tocchio piano, ve lo ricordate? Quindi per il Qatar cosa facciamo? Qatarissimo, Qatar, che è un po' meridionale, Qatar, O completamente indipendentemente. Allora, cosa sta dicendo? Un Qatar, Un un Qatar, Qatar. oppure- Indipendentemente, No, completamente. fondamentalmente non ci Lasciate il interessa non capite, i mondiali non di capisce calcio. niente questo qua dietro, Qatariotti. si fa i cazzi su. Fondamentalmente Qatar, che ricorda un po' la canzone di Sì, sì, USA sì, 94. sì, esatto. Oppure altre Oppure, idee? Altre idee, ditecele voi, nei commenti, magari no, potrebbe essere qualcosa di strano. Insieme per il Qatar. Insieme per il Qatar è un po' tipo senza? no? No. No. Pensateci voi. Adesso pensateci voi, perché noi non pensiamo. andiamo adesso ci spostiamo. Ci spostiamo, così- lei si sposta. Così Ecco. facciamo vedere meglio anche dove Quindi siamo. che cosa Ecco. bisogna dire adesso? Che cosa bisogna dire? Beh, allora, intanto ieri cosa è successo? Allora, Venerdì è successo- Empoli ha vinto con la Cacchio, Cremonese l'Empoli, e non l'ho Cambiaghi beccato Parisi. e non ho preso Cambiaghi neanche Parisi, quella. no? Sì, Cambiaghi E dopodiché abbiamo Napoli-Udinese, Napoli-Udinese 3-2, ma l'Udinese ha giocato bene. Allora, dire la verità, tanto 3-0 per il Napoli e poi l'Udinese si è rimessa, come sempre nel secondo tempo l'Udinese tira fuori le unghie, però questa volta per un soffio, perché per una palla veramente uscita di pochissimo non ce l'ha fatta. Evidentemente il cul-de-sac è entrato nelle schiere napoletane. Allora, Qua il ragazzo allora, incomincia già a dire che nella partitina di gennaio, ma sta zitto, scusate. nella partitina di gennaio sì, già scusate. ci sarà la sconfitta, Scusate. prego. Sì, io l'ho detto, io l'ho detto che Comunque io dico una cosa. sì, vai. Grazie, L'Udinese- anche voi. l'Udinese ha segnato perché il Napoli ha avuto una deconcentrazione. Sì, sono d'accordo, sì. Sì, aveva un problema intestinale, ma sono cose che succedono. No, allora, sono d'accordo con Davide adesso parlando seriamente, perché onore al merito che l'Udinese comunque Sì, non ha mollato. non ha Dopo mollato, ci sta vero. che sul 3-0 sei un po' più tranquillo, Sì. diciamo, È vero. e l'Udinese però ci ha creduto, Ci ha quindi ha creduto, sfiorato sì. anche il 3-3, quindi complimenti. Intanto salutiamo Fabio che ieri ci ha mandato le foto Ciao Fabio. delle Ciao maglie. Mingo, ciao Mingo. No, Mingo è lui. Ah, Mingo è Ecco, lui. ecco. Comunque ci ha mandato le Fabio foto Mingo. delle maglie del Canada, perché tra poco ci saranno i Grande mondiali, Fabio. e io tiferò Canada, lo dico e lo ridico. Max non lo so cosa No, tifi. no. Ieri, a proposito, ringraziamo Thomas anche per la diretta di ieri. Abbiamo avuto piacere, No, io ero in trasferta. devo dire, ho tante squadre a cui tengo, l'Argentina, la Spagna, l'Inghilterra, perché sono posti dove io adoro, dove insomma parlando. Quindi devi parlando dirne le una, lingue. non è che puoi dirne 365. Se devo proprio scegliere una Sì, squadra, dirne una, preferisco dirne una. scegliere l'Argentina. L'Argentina, anche te come Thomas. Salutiamo anche Emma e Giorgia ovviamente, perché anche loro ci hanno dato una mano. Tu invece, David, che tifi? Croazia. Croazia, come mai? Perché ti ricorda le estati. Ma no, ma guardatelo bene, guardatelo bene. ma- Assomiglia a un croato questo qua. Come È mai un la Croazia? croatino, è un croato. Come mai la guarda. Croazia? D'altronde, Dici? Per no, andare perché ha parenti controcorrente. croati. Ah, per andare controcorrente. Controcorrente, Ok, sì, ok, sì, va sì, bene, certo, va bene. certo. E quindi dovete dirci un po'. Non c'è No, più. basta, non c'è Ah, più finito. Giroud.
dovete dirci, Osimhen! dateci dei consigli per questa rubrica. Davide nel frattempo insomma dovrà allora, mezzogiorno e mezzo è preoccupato, no? Vedete, è un po' assente oggi, no? Perché a mezzogiorno e mezzo c'è Atalanta-Inter. Vabbè, ma cosa hai messo adesso? Cosa hai la messo? partita? X2? Cosa hai No. messo? Ho messo 2. Ho messo 2 come me, bravo, perché anch'io credo neanche Allora, tu un io po' ho messo, meno. ho messo no? X perché, perché? l'Atalanta ha perso già troppe partite in casa e ha perso anche l'ultima, quindi vorrà un po' di riscatto. E credo che Zappata possa zappattare un golletto non lo dentro. so, non lo so, Sì, non lo ma so. l'Inter non è buona perché Vedremo. voglio dire, Prima ragazzi, ultima partita prima dei mondiali. ha perso contro la Juve, ragazzi, cioè non stavano neanche in piedi, noi siamo stati capaci di farli resuscitare. Allora, e quindi se vogliamo, Vai, se dici. vogliamo aprire subito un dibattito e fare delle polemiche, possiamo farlo. Dico solo una cosa: la Juve ha vinto meritatamente, perché l'Inter, se il primo tempo ne faceva 2 su 4 che ha sbagliato, a questo punto si poteva parlare di Inter 2, Juve 0 a fine primo tempo. Secondo tempo 6 sull'1-0 per la Juve e Lautaro ha sbagliato il gol, perché l'ha sbagliato, bravo Schenk, però l'ha sbagliato, quindi È stato scontento Simone che salutiamo. ciao Simone. Ciao Simone, Ciao ci vediamo Simone. domani. Ci vediamo mercoledì forse. Forse, come forse? Forse deve dirlo dai che lui. arriva il No, Natale, deve dirlo lui, dai infatti. che arriva il Natale. Max, hai altro da aggiungere? Qualche altra notizia? No, David? bisogna parlare- Sì, bisogna calcetto. parlare- Calcetto, vai sul calcetto, vai. Pordenone ha pareggiato in trasferta 4-4. Sì, il Macan, Macan Prata? gioca oggi alle 16:30 a Prata. Ah, bene, e io No, c'è da dire- vi dico del Pordenone 3-0 ieri, 3-0, è primo in Pordenone. classifica, Ragazzi, primo in classifica Dubis, Serie A. ragazzi, e Autorete. quest'anno- Come? Bassoli, Dubiscas e Autorete. Le sa tutto. Preparatevi Anche che sui stiamo- mondiali. Preparatevi che stiamo arrivando a Lignano, siamo pronti perché magari c'è questa idea. Pronti per andare a prendere il sole. Esatto. Sì. A Lignano vedremo Magari. se Ciao. vedremo- Allora, attenzione, un'altra cosa, Sì. c'è da dire. David, vieni qua, sì, vieni vai, qua, vai, vieni, vai, vieni. Il Tottenham di Conte e deve già incominciare a spaventare il Milan, Sì. no? Ha vinto Sì. a recupero 4-3 ieri, 4-3 il Tottenham di Conte. ma è lunga Il fino a Milan- febbraio, Il Milan eh. deve prepararsi perché non sarà una passeggiatina giocare contro il Tottenham. Loro pensano di aver già E passato comunque il turno. prima sconfitta per il City contro Ah, il Bradford. bravo, 2-1, vero. Attenzione, 2-1, vedi, 2-1. vedi Nonostante che- Haaland. 2-1. Sì, ma non ha segnato lui, non ha segnato Holland non Holland. ha Poi tra segnato. l'altro nelle ultime interviste che ci sono state, è da dire questo, polemica tra Ibrahimovic che ha scritto il libro contro Guardiola che gli continuava a dire che lui era Vabbè, ma queste qua, l'ego. insomma. E Guardiola ha continuato a dire naturalmente che a lui dà tanto fastidio che Haaland segni, per dire, no? Come per dire non ha fatto una cosa. Io vorrei averlo in squadra, A chi? Holland. Subito. Subito, veramente. Peccato che la Norvegia non sarà ai mondiali, quindi Sì. vabbè. Beh, meglio si riposa. Si riposa, meglio per il City. Bene, altre cose che mi vengono in mente, oggi c'è anche la Formula 1, ieri ne abbiamo parlato nella diretta di Piccoli Fans, San Paolo... Vittoria D non lo so, ieri ha vinto la sprint race, Ok, sì. Russell, no? Secondo Carlos. Che però partirà settimo. Ho perso la leadership! Sì, chi? Che leadership? Che ne so. Ah, ma perché sta pensando ancora alle scommesse, cioè scommesse, Sempre. ai pronostici, scusate, no? Sempre. Ma è ancora lunga, Ho fatto una oggi. buttata, questa È settimana. ancora lunga, Ho fatto una buttata, E allora io pensavo avessi fatto un'altra roba, ma non possiamo dirla perché siamo in diretta. Ma comunque il caffè l'abbiamo bevuto, sì? Sì, l'abbiamo bevuto, era anche buono. Grazie Enrico. Prego. La regina ha vinto contro il Venezia e quindi la Venezia regina, si è affogata. la regina è E tosta. la regina c'è ha da affogato dire nel che- suo laguna. Mentre c'è da dire che contestazione feroce a Genova con la squadra che è rimasta negli spogliatoi fino alle 23. Attenzione, e quindi c'è il attenzione. rischio esonero attenzione per proposito Stankovic. di Genova. Stankovic a rischio esonero. Che cosa hai detto io adesso? Ha detto 2 secondi fa. non so, Sì, non non so. so. Allora questo qua lo mandiamo subito Sì, che a meglio. dormire perché non ha dormito abbastanza. No, pensavo a Genova. Ah, Genova, vabbè. In Serie B, in Serie C. Quindi Aiutami tu, contestazione cosa fanno? Lo mandano a casa? No, rischio esonero, rischio stanno esonero. contattando Claudio Ranieri. Dai. Se Ranieri dice di no, c'è Iachini. Allora Se attenzione, Iachini non c'è, adesso vi dico io subito c'è quello che coso. adesso C'è Enrico. salutiamo. C'è Enrico. Vi dico io quello dimmi, che penso, dimmi, adesso questo dimmi. è il concetto, no? Cioè, allora, Ranieri se n'è andato alla Sampdoria perché non c'era un progetto, non c'era niente, non c'era una cosa. Adesso secondo voi Ranieri torna perché è un pirla, ragazzi, non No, diciamo no, monate. secondo me non Quindi torna. non torna Ranieri, inutile contattiamo Ranieri. Ma non dire solite monate, dai. Ma E quindi dimmi. no, c'era un'altra
cosa che stavo pensando, oltre ai mondiali in Qatar, ecco, il 27, David, cosa c'è il 27? Faremo una diretta speciale? Eh sì, potremmo Spagna, proprio dire di sì. Spagna-Germania. Spagna-Germania ore 20. ore Mi 20. tolgo di mezzo Facile, perché non facile. sono invitato. Ma no, come Appunto, non sei invitato, dai. bene. Ok, direttina speciale. Assolutamente, tu se vuoi puoi Non, partecipare. non fare promesse No, che non io puoi vuoi, mantenere. Tu se vuoi puoi stare a casa e ti chiamiamo Ma noi. aspettate un attimo, ma chi paga la pizza? La Scusate. pizza non ti preoccupare, non ti Ma poi, preoccupare, qualcuno pagherà, volevo qualcuno dire, pagherà. Ma tu quanti Sì. quanti Dimmi. cacchio di messaggi stai ricevendo? Non lo so perché ok. stanno guardando, Guarda. guardando la diretta che abbiamo registrato ieri, no? ieri, Quindi certo. giustamente adesso la gente si sta pian pianino svegliando, anche perché è domenica, Boh. e quindi sarà Dai, domenica. stringi che devo andare a Sì. messa, stringi. Saranno stringi. domenica di sport, poi oltre alla Formula 1 mi pare che della Superbike abbiamo detto, del rugby abbiamo detto, del basket insomma Bologna ha battuto Milano nel derby di Eurolega e quindi insomma ottima affermazione. Nakashima, hai già detto. Guardatevi la prestazione di Teodosic, spettacolare, 5 su 6 Teodosic, Ciao, Ale, 5 ciao. su 6 da 3 punti. E soprattutto 5 su da 6. oggi tennis Cos'è, basket? partono a Torino le ATP Final. Stasera, Stasera, ore 21. Nadal contro Fritz sulla rete Rai. Attenzione, Sulla rete Rai, Fritz. Fritz, attenzione. E Siccome non so quindi niente chi di vince? tennis, Dai, Chi pronostico. fa lo spritz? No, lo Fritz. spritz lo facciamo Ah. dopo. Chi vince le ATP Finals? Volete che vi dica io? Alcaraz. Djokovic. Alcaraz. Ma Alcaraz non c'è. Alcaraz. Io lo nomino lo stesso. Alcaraz. No, facciamo come Tiziano, che salutiamo, che non sapeva chi era Io Alcaraz. dico un Però- nome così, Sì. la butto? Bugno? No, pensavo No, che... Chiappucci. Io dico che Sì. a sorpresa Sì, a vince sorpresa. José Alexin. Attenzione, è la cacciata. Sì. David invece? Nadal. Vai sul sicuro. Beh, ma come Nadal me. fra poco sicuramente Sì, si beh, sicuramente. Dica. Dici- dica. No, Ah, saluta, no, scusa. saluta in spagnolo allora. Quindi, come si dice se sta approssimando il Nadal? ¿Qué? No, come si dice? Estamos cerca de la Navidad. De la Natividad. Así que vamos a festejar. Vamos a festejar en Nadal. Allora, mi raccomando, Muy pronto. diteci i vostri consigli per la rubrica dei mondiali di calcio. We need you. Esatto, Please, help us. a noi piace fondamentalmente, cioè a me, ma comunque vabbè. I don't like it. Ok. David, vuoi concludere con una perla? No, ormai ne ho dette. La perla è questa. Ne ho sperate tante, ne ho sparate Il gancio è questo, fondamentalmente perché è un omaggio anche a Elio che questa sera sarà in teatro a San Vito al Tagliamento. Magari lo becchiamo in piazza. Magari, chi lo sa, è da queste parti che sta dormendo. Ma chi? Elio? Ah. No, magari qua vicino. No, Elio è al secondo bar me adesso. Elio al bar. Elio al bar. No, Elio è l'estoriatese che Elio. presenterà il suo spettacolo dedicato a Iannacci, a Enzo Iannacci. Quindi Madonna, stasera forte. in teatro a San Vito 20:45. Iannacci fortissimo. Iannacci fortissimo, quindi sarà uno spettacolo E incredibile. magari Quindi oggi pomeriggio una ci sarà dedica. una... Perché io penso che sia in Friuli. Ci sta. Oggi pomeriggio penso che ci sia, forse, se Enrico me lo permette, Sì? Cosa c'è? una direttina flash si può fare Da dove? Da dove? dal Palaprata. No. Vedi? No, impossibile. Prata, vi dico di volley, ha vinto 3-2 ieri. 3-2 ha vinto il 3-2 in Tinet, Serie bene. A2 la Tinet Prata. Vedi che ce n'è. Guarda, noi potremmo stare qua tutta la. Porteremmo. No, La Croazia. Ma chi ti fa questo? Vabbè. Bene, prima che si prendano a pugni e si zuffino, mi ha vi picchiato. salutiamo e vi auguriamo Mi ha picchiato. buona domenica. Ci Ciao, vediamo, ragazzi. ci vediamo presto Ciao. con Ciao, un Marco. commento tutti quanti e soprattutto mi raccomando. Ciao a tutti. Ciao. Buona domenica. Chi sto cazzo di telefono?